atmosfera ovviamente di ricordo, diciamo, questa è una commemorazione, quindi ecco, di commemorazione, anche però un'atmosfera di crescita, perché la città vuole crescere, continuare a crescere, vuole mettere l'infrastruttura a posto. Genova si merita un'infrastruttura di primo livello ed è quello che stiamo facendo. La città è unita, sta collaborando. Voglio dire, è esattamente quello che mi aspettavo, quindi ho fiducia che andrà avanti così per tutta la giornata, ma non solo per questa giornata ovviamente, anche per tutto il resto del tempo e per il lavoro che ci resta da fare. Sindaco, i parenti sono un po' dispiaciuti per la partecipazione dell'amministratore delegato di Autostrade. Ma poi io, per quanto riguarda i parenti delle vittime, accetto e capisco qualunque tipo di feeling o qualunque tipo di pensiero. Provate voi, come talvolta mi metto io, cerco di mettermi nei loro panni, provate voi cosa vuol dire perdere una persona cara. E ovviamente tutti i feeling e tutte le manifestazioni dei parenti secondo me sono accettabili e devono essere rispettate. Dopodiché penso anche che sia giusto per tutti quanti arrivare a venire alla cerimonia di commemorazione. È un gesto che è importante secondo me. È importante essere tolleranti in questo sistema ed è giusto che sia così. Il nuovo ponte è qui, la pila 9 è già a quasi 20 metri, le altre fondamenta, abbiamo 11 pile già con fondamenta, quindi dobbiamo andare in questa direzione. I lavori sono sul piano, io sono convinto e confidente che a fine aprile noi inaugureremo il ponte. Ha parlato con il ministro, con il Premier Conte? Sì, l'ho accompagnato. Ovviamente il Premier Conte si associa ai sentimenti della giornata di oggi e alla volontà di fare una commemorazione di quelli che hanno perso la vita e nello stesso tempo di rinsaldare e continuare a supportare tutti gli investimenti di cui noi abbiamo bisogno per far tornare Genova una grande città. La crisi può diventare un problema per il proseguo del lavoro? Direi di no, come ho detto l'altro giorno ho avuto l'assicurazione dal governo che il supporto sarà continuo e comunque io credo nell'allineamento di obiettivi. Genova, una grande città, è un obiettivo con una grande infrastruttura, è un obiettivo che per Genova ovviamente, per i genovesi, ma anche per la Liguria, per l'Italia, per l'Europa, per tutti, quindi siamo allineati con lo stesso obiettivo. Non c'è motivo per cui ci dobbiamo fare la guerra, io mi aspetto un supporto da tutti.